Un saluto a tutti e un caloroso benvenuto a questa nuova rubrica ideata, creata e curata da quello che è l'unico movimento politico friulanista che prende il nome di Aquile dal Friuli. Bentornate care Aquile a questa nuova puntata di Aquile Libere, che ricordo sempre, programma, trasmissione ideata, creata e curata dal movimento Aquile dal Friul, l'unico movimento friulanista presente oggi in regione Friuli Venezia Giulia. È passato un anno fa di questi tempi, era l'estate del 2018, andava in onda la prima puntata di Aquile Libere su Telepordenone. E proprio da questo posto, da questo luogo, questo piccolo parco sul fiume Fiume a Fiume, in provincia di Pordenone, per i friulani Ville di Flum, registravamo la prima esterna. Un anno è passato e abbiamo fatto passi da gigante. Ricordo ancora le prime puntate con i mezzi, le strutture che avevamo. Nel corso dei mesi questa trasmissione si è arricchita moltissimo. Abbiamo avuto moltissimi ospiti illustri e la creazione di diverse rubriche all'interno della nostra trasmissione. Abbiamo avuto e abbiamo ancora naturalmente la rubrica BIOS, che si occupa di agricoltura, curata dal grande esperto nonché amico Graziano Ganzit. Abbiamo la rubrica Une chiacchierade dell'amico Paolo Bortolussi, che è una vera e propria finestra sul Friuli. Molti ospiti ha avuto Paolo nella sua rubrica, di tutti i tipi, tutti i generi, maestranze del lavoro, sportivi, insegnanti, agricoltori, ognuno con la sua particolarità e ognuno di loro ha parlato di Friuli e di come si può migliorare il Friuli. Abbiamo ancora la rubrica di Andrea Pasi, l'amico Andrea, capogruppo del Friuli Occidentale per Aquile dal Friul, che programma di Aquile dal Friul alla mano, legge nel vero senso della parola quelli che sono alcuni dei punti del nostro programma, quelle che sono le nostre proposte per migliorare il nostro Friuli. Molta strada ci aspetta ancora da qui in avanti, abbiamo fatto passi da gigante, come dicevo prima, siamo ormai sulla bocca di tutti, grazie anche a voi telespettatori che sempre più numerosi ci seguite. Siamo menzionati sulla carta stampata, di noi parlano molte emittenti locali e di questo dobbiamo ringraziare soprattutto voi, perché ci state manifestando sempre di più il vostro attaccamento anche sui social, per esempio, e il mio è un invito a continuare a seguirci su Telepordenone con appunto Aquile Libere. Prima di lanciare il prossimo servizio, permettetemi di farvi due parole in qualità di segretario del movimento Aquile dal Friul. Un movimento territoriale come il nostro, un movimento politico territoriale come il nostro, ha bisogno di persone. Non si è mai in troppi per migliorare un movimento che si occupa del territorio del Friuli, e per questo vi invito a tesserarvi. Per qualsiasi informazione riguardo alla tessera di adesione al movimento, vi preghiamo di contattarci sui diversi canali, telefonicamente, via mail. Andranno ora in sovraimpressione i nostri riferimenti e vi daremo delle informazioni maggiori. Saremo noi direttamente a venire da voi per spiegarvi come fare, per spiegarvi chi siamo, per chi ancora non ci conosce, e per invitarvi a darci una mano. Abbiamo un grandissimo bisogno, soprattutto ora, momento in cui stiamo avendo una vera e propria esplosione di questo movimento. Io vi ringrazio, vi invito a seguirci ed ora lancio il prossimo amico in rubrica. Le proposte di Aquile dal Friul. Promozione e valorizzazione linguistica anche radio-televisiva. Esercitare l'influenza che un governo regionale può avere sulle strutture del servizio pubblico per pretendere l'immediato uso della lingua friulana all'interno del palinsesto della programmazione regionale, sul modello già in essere in Alto Adige, o almeno nel pieno rispetto della legge, riservando un canale dedicato alla promozione, anche in chiave turistica, della lingua, della cultura, del sapere locale.
Mandi a tutti, benvenuti a una chiacchierata con gli Aquile Liberi. Insieme con me è la scrittore Franca Mainardis. Mandi a tutti. Mandi Franca, ormai Franca è dome che scrive, vince 2 pubblicazioni, pensai altri. Chi è dome 3, no? Sì, sì. Allora, Franca ha cominciato con le poesie, no? Franca? No. No? No. E io pensavo con che? No, io ho cominciato a scrivere canzoni in realtà. Ah sì, per i Fradis? Per i Fradis, sì, per un complesso che si chiamava i Fradis. Dopo ho attaccato con le poesie, poi ho attaccato con i conti, poi con i romanzi e poi con i lavori teatrali. E dopo ho cominciato a pubblicare tutti Sì, che sì, tu sì, hai sì, fatto, no? sì, sì. Ma tu, in dolati tu migliore? C'è sempre. Te scrivi perché tu fai tante robe per frus? Perché fai robe differenti, sì. Te Ma, viasta accordion frutta? Sì, mi piace scrivere tutto in realtà, ma però se vuoi decidi che una roba mi piace di più, è il lavoro teatrale, sicuramente. E beh, lì tu hai più soddisfazioni, sì. perché tu hai avuto anche tu questo frus che ti recitavi. Ma non dove frus, no? anche i grandi. Sì, anche i grandus. Però no? è logico che quando tu io dici li toperau, li spartadi in scena, recitati, scontati, sì. non è come vendi un libro che tu lo vendi, però non tu sai le emozioni che Maria Aghe. Beh, Maria Aghe, sì, che è un stato il gran successo, che anche la TF va fatta fare qui a Tors. Sì, l'hanno fatta il Giovanni da Udine qualche anno fa. Dal circuito che sia qua in Friuli, no? E dopo tu hai fatto altri titoli, riguardami per piacere. I scugni lanciati dalla biografia, se no non mi ricordo. No, in realtà ti hai pubblicato, hai pubblicato una ventina di libri, che non sono tutti i titoli, ma in ogni caso sono libri o sono romanzi, o sono libri per i frus, oppure sono libri di poesie, oppure sono i lavori teatrali che vengono pubblicati anche se partecipa con la TF, anche se vince con la TF. Con la TF, sì. Ecco, io i lavori teatrali dei frus, in scritti svot e hanno vinto insieme. Ecco, lo sai, complimenti. Grazie. Cioè, sarebbe importante però che in tutte le scuole si facesse questo lavoro, perché per insegnare a questo frus a cercare, perché hanno puntato tutto a scrivere, ma solamente il sonoro della lingua si può ben scrivere. Beh, vi provate, che vuol dire domandare alle scuole se fai in teatro, no? Sì, perché dopo non si poteva più entrare, perché non tu sei scritto all'albo dai di solito mestri, ti dici no? No, insomma, ecco, capisci difficoltà. No, beh, io però... perché non si era più che altri scritti all'albo, però quando hanno messo fuori che regole lì, qualche assessore regionale... Anche si arriva a fare lo stesso, insomma. Sì, io ho arrivato a fare i miei compagnuti personali, insomma, ne portati sul pocatore per un po' di anni. Com'è che si fa un po' che fai in cucina? Com'è che tu fai anche tu? Ecco. Bene, allora, come ultimamente tu hai cominciato a scrivere per italiano e tu hai fatto un romanzo, prima dall'ultimo, il penultimo, che aveva il titolo Un Zal. Chist? No, La strada. Ah, sulla strada, sì, sulla strada. Sì, che vi presentate insieme, cioè che tu hai letto in realtà. Era un lavoro bello, perché era un zalo, un lavoro impegnativo. Sì, allora... E come no, a parte che io c'è in vendita dalle librerie, ma come tu hai voluto scrivere l'ultimo? Allora, io ho voluto fare un tipo, si può dire in un secondo, io ho voluto fare un tipo di esperienze passante dopo più di 30 anni dal furlano all'italiano. E allora ho avuto l'occasione con una casa editore di Roma e ho mandato il lavoro, mi hanno detto subito di sì, l'hanno pubblicato, eccetera. Visto dopo che mi ho dovuto che dopo lì le lat ben, in qualche maniera, allora mi sono deciduta a fare un altro, che è venuto fuori l'anno passato a dicembre, e come io ho appena finito, domani mi tocca mettermi lì a correggere la cianografica, e ho finito il terzo,
che venirà fuori a settembre per l'occasione dei 1000 anni della nostra Iglesia di Ciupicchie, dalla Soase, di tutti gli altri robis che vengono fuori, viene presentato anche il Meniof romanzo. Bene, Per italiano. allora che il romanzo chi si chiama Giornata quella lunga di fine giornata inverno, di fine quella inverno. lunga giornata di fine inverno. E l'ultima è la Glesiute di Ciupicchie. No, il titolo non è che. Boh, ma in ogni modo, Drenti società. Sì, accentri anche un po' la Glesiute. Come che è nata. Di Ciupicchie. Va bene, Franca, io per come ti saluti, ma io ti aspetterai altre volte, perché volentieri. siccome tu hai sempre paura, ti cercherai tutti sempre i problemi. No, comunque si è fuori, ma chi, la televisione ti fa un po' Ma di... mica tanto, per dire la verità. No, non sono problemi. Allora mi va bene. Allora Va io i saluti con Furlan, Sfevelait Furlan e con un gran mandi a Duc. Mandi E Franca. mandi di Sio, Furlan, Sfevelai Furlan e anche si può iscriverlo. Finito. Le proposte di Aquile. Riequilibrio generale della spesa culturale regionale, ad esempio teatrale. Per fare solamente un esempio macroscopico, i teatri di Trieste risultano tanto perennemente in perdita quanto esageratamente sovrafinanziati da parte delle casse regionali. Ciò vuol dire in prevalenza dalle tasse dei contribuenti friulani. Trieste, vogliamo ricordare, ha solo 1/5 degli abitanti della regione. La spesa teatrale e culturale deve essere proporzionale rispetto alla popolazione residente nei vari territori. Mamma Regione ha sempre meno soldi e con Aquile dal Friul starà molto più attenta a come li distribuirà tra i fratelli. Noi non siamo triestini né intendiamo diventarlo.